Ave Maria, ai tre pastorelli in cola Maria. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, voi che siete devoti alla Madre Celeste, ma anche i santi che ci hanno bene interpretato nella loro vita che cosa significa amare Maria, come San Giovanni Paolo II, San Charles Latour, come Santo Padre Pio. Vogliamo oggi chiedere loro, nella loro presenza qui, vicino a quella piazza, vicino a Basilica San Pietro. Allora vogliamo in modo così personale, forse iniziamo i primi di questa zona, di questa festa del 13 maggio, quando il nostro sguardo ci sarà verso Fatima, in questa chiesa dove ci ricorda l'inizio di tutto, del progetto di Dio. E la madre disse: Fia, ecco io sono tua serva. E noi oggi diciamo: Fiat Maria, ecco, Fiat, per tutta l'opera che ha compiuto anche su di noi. Vi affido tutti quanti, i defunti, specialmente Beniamino Zappa, vi affido vostri familiari, ma prima di tutto per la rinnovata giovinezza dello Spirito, e come oggi sia lieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Dio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli 11 si alzò in piedi e a voce alta parlò così: Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua. Salmo 15. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità, il mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se chiamate Padre colui che senza far preferenza giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con il timore di Dio nel tempo in cui vivete qua giù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza. Facci comprendere le scritture, arde il nostro cuore mentre ci parli. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. Ho celebrato Santa Messa
messa già in Basilica San Pietro. Ho chiesto a Santo Giovanni Paolo II, vicino alla sua tomba, che tutti noi oggi, presenti in questa chiesa, questa cappella, diremo in modo libero e quello dentro, come lui ci ha detto, totus tuus a Maria. E ci preceduto proprio questo giorno di oggi. San Luigi Grinò de Montfort era un santo e molto importante per Giovanni Paolo II. Voi sapete che quando lui era giovane, Carlo Wojtyła, quando stava lavorando ancora a Cracovia in quella, diciamo, fabbrica di Solvay, che oggi in questo luogo c'è il santuario dedicato alla Divina Misericordia, c'è il santuario dedicato a Giovanni Paolo II. Mi sono reso conto proprio l'altra volta quando sono stato a Cracovia che proprio in quel posto non poteva immaginare dove lavorava. Oggi hanno costruito grande santuario, centro dedicato al Papa Giovanni Paolo II. Guardate com'è grande. E lui, quando era operaio in quella fabbrica, teneva in mano sempre il vero trattato della devozione della Madre Celeste. Che significa di essere veramente devoto a Maria? Inizio proprio con la consacrazione del cuore, ma non soltanto di affidamento. La consacrazione significa qualcosa di più, consacrare, come fra poco questo pane che dopo le parole della consacrazione diventa il corpo di Gesù, e la consacrazione è trasformazione, direi, si trasforma. Significa che noi, il nostro cuore, dobbiamo trasformare, deve essere trasformato totalmente per Dio, per Maria, che io non vivo più per me stesso, ma vivo per lei. Dicendo Ave Maria, avendo questa luce, quella luce che ci sarà per voi, il momento che vi porta il calore, la sicurezza, che vi incoraggia di stare in quel momento forti e fedeli al Signore. Amen. Benedici, Signore, benedici questo cielo. Signore Dio, benedici queste candele, questo cielo, e li difendi per ogni famiglia, ogni persona che pregando alla Madre Celeste possano essere salvi, difesi da ogni azione del male, difesi da ogni azione che li porterebbe lontano da te, che possano tutti diventare la luce tua per l'eternità, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 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 Ave Maria.
nostri figli. Preghiamo insieme, diciamo. Voglio affidare i sacerdoti, in particolar modo quei sacerdoti che si sentono deboli, che vorrebbero allontanarsi dal tuo figlio Gesù, tuo figlio per chiamarli, e allora aumenta in loro la fede, la speranza e la carità. Per questo io ti prego. Io voglio chiedere alla Madonna di assisterci nella causa di canonizzazione di Padre Gabriele, che stiamo cercando di rimettere in cammino. Preghiamo insieme e diciamo. Ha cambiato la mia vita questo padre, e quindi voglio pregare il Signore e la Mamma Celeste perché ogni padre, ogni sacerdote che incontriamo possa essere veramente un dono del Signore per noi. Per questo ti prego, Mamma, oggi. Ora, cari fratelli, vi chiedo, prendete la vostra candela nella mano di sinistra, nella mano di sinistra. Unitevi. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, con San Giovanni Paolo II, San Gerbert, Santo Padre Pio, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. 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 Oggi ti onora. Voi a casa anche 13 maggio, ma adesso facciamo queste canzoni personali. Qui c'è un posto, scrivete la data di oggi di questa consacrazione, poi potete in qualche modo mettere, recitate ogni giorno e avrete la pace. Questa è
questo messaggio che io vorrei che resta per ciascuno di questa oggi giornata, che dovete essere sicuri e gioiosi perché la Madonna che sta al fianco di ciascuno di voi, che veramente oggi sta qui con noi. In questo momento accendiamo di nuovo le candele, che veramente tante volte l'abbiamo notato, l'abbiamo sentito, che la Madonna ci ha protetto, che è vera madre. A noi oggi, iniziando ormai quasi il nuovo mese di maggio, siamo qui, oh Maria, davanti a te, per rinnovare e consacrare i nostri di quelli che ama il nostro cuore. E chi può ora alza un po' la candela sopra e ripetiamo, quando io dico io, ognuno disse il suo nome del battesimo, ma dopo ripetete dopo le parole io peccatore infedele, rinnovo oggi e ratifico nelle tue mani, o Maria Immacolata, i voti del mio battesimo, rinuncio per sempre a Satana, alle sue seduzioni e alle sue opere, e mi do internamente a Gesù Cristo, la sapienza incarnata, per portare la mia croce, a Lui tutti i giorni della mia vita, e affinché io gli sia più fedele, che nel passato ti servo oggi, o Maria, alla presenza di tutta la corte celeste, per mia madre e padrona, a te come uno schiavo, io abbandono e consacro il mio corpo, e l'anima mia, i miei beni interni ed esterni, e il valore stesso delle mie buone opere, o per passate, presenti e future, lasciandoti un intero e pieno diritto, di disporre di me, e di tutto ciò che mi appartiene, senza eccezione, a tuo piacimento, alla maggior gloria di Dio, nel tempo e nell'eternità. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ave. Per Cristo nostro Signore. Amen. Riceviamo la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace.